Terza giornata di ritorno, Serie B, Girone B, ben ritrovati alla Belbotea Arena con il vostro Stefano Testoni con le immagini di Futsal Veneto TV. Entrano in campo le squadre del Team Giorgione, padrone di casa seconda in classifica, che oggi ospita il Verona, quinto in graduatoria. Gioco di luci in mezzo al campo, si accendono i riflettori, la Belbotea Arena si fa bella per assistere anche quest'oggi ad una nuova entusiasmante sfida a rimbalzo controllato. A dirigere l'incontro il signor Marco Amatucci di Milano, coadiuvato dal secondo arbitro Salvatore Ciriolo di Novara. Alla crono, buon compleanno di qualche giorno fa per il vicentino Valerio Nori. I due capitani Fantasia e Tilal Ayub a decidere chi andrà a battere il primo calcio d'avvio. L'applauso. Intanto pronto il signor Amatucci di Milano a dare via a questi primi 20 minuti. Verona, Fantasia a sfilare il pallone, un sinistro. Roberto Rosca a rimettere in gioco la sfera per Leo Senna. Il vantaggio dal mancino di Leo Senna, che sbuca all'improvviso sulla corsia sinistra sotto la nostra postazione e va a mettere dentro il gol numero 13 del suo campionato. Alle campanile Tozzi, attenzione però il tiro, errore, palla per Tilal, avanzare, poi spararlo troppo alto però. Intanto il tiro, il gran gol da Cineteca di Mattia Campanile, un gol strepitoso che va a togliere le ragnatele dall'incrocio. Buona ancora, giro palla per Tilal, Tilal si allunga, va sul fondo, Tilal permane in zona d'attacco con Tozzi che si aggiusta il tiro. Stefani si ferma, Stefani, la giocata per Cacchero, l'angolo sotto la tribuna Belbotea. Leo Senna, il tiro, il suo pallone, riparte Gazzi in velocità, Gazzi, il tiro, tanto Perozzo perde il pallone, Menegazzo, il tiro, ora la imbucata per Gazzi, bravo Bianchi, subito riproposto il replay della conclusione precedente. Rosca per Leo Senna mette il bis a 4-10, ancora lui, ancora il leader del Team Giorgione, la doppietta che porta a quota 14 in campionato. Ad addomesticare il mancino, dietro per Stefani, giro palla verso Bon, va via bene Bon, la giocata per Capitan Tilal, Bon! Vediamo se qualcuno deve farsi male, attenzione il tiro e la paratona! Palla per il tiro, che guarda anche il cronometro, 6 secondi, il tiro del secondo tempo, perdono. Cacchero, va via Cacchero, la giocata per Tilal! Senna per Celona, Rosca in mezzo il pallone, guidato Celona, va via Celona, che va dietro per De Generi! De Generi, Justin De Generi, 10:48, il tris del numero 11 biancorosso, non ha trovato tanti gol quest'anno, ma questo può essere un gol importante, il quarto gol. 9 biancorosso, palla per Gazzi, il tiro, Tilal per Leo Senna, De Generi, Justin De Generi, la locomotiva Leo Senna mette l'assist al bacio per la corsa di Matteo De Generi, che fa doppietta come Leo Senna, e a 7:14 dalla fine. Qualche problemino invece, attenzione il tiro di Leo Senna, incattivisca Stefani, il tiro, Stefani, Nicolas Stefani, la cinquina del Team Giorgione, lo aveva cercato e sfiorato prima, il 5-2 Team Giorgione, il simbolo del Team Giorgione, vantaggio importante. Tozzi il tiro, però attenzione, recupera il pallone con Rosca che pennella il sesto gol della formazione della Team Giorgione. 2 partite giocate qui alla Belbotea Arena per Roberto Rosca. Il pallone non arriva però al 17, Bianchi, rilancio lungo con l'autorete di Tozzi che elude l'intervento di Bon e però mette alle spalle di Menegazzo. Rosca a un secondo dalla fine
arriva la sirena che regala 3 punti d'oro. Il Team Giorgione si conferma vincente sul campo amico con un 7-1 importante alla Verona. Vittoria numero 10 per i biancorossi di mister Alemao, che salgono a quota 31, consolidano il secondo posto. Squadre schierate in campo, tra poco il saluto finale con i direttori di gara che vanno a raccomandare tranquillità ai giocatori in campo. L'applauso ovviamente per chi è sceso in campo, compresi i direttori di gara, per la sfida giocata quest'oggi. Un Giorgione che mette appunto in sequenza un'altra vittoria, grande partita di Leo Senna, doppietta anche per De Generi. Si salutano i giocatori in campo. Il vostro test, Stefano Testoni, grazie a Futsal Veneto TV per averci fornito immagini, replay e quant'altro. Appuntamento tra 2 settimane, mi pare il 7 febbraio, sempre qui alla Belbotea Arena per la sfida contro il Team Jesolo. Buonanotte, viva il futsal!